E torniamo adesso alla guerra in Ucraina. Nella capitale Kiev la visita della speaker della Camera degli Stati Uniti Nancy Pelosi. La leader democratica ribadisce l'impegno americano a fianco di tutti gli alleati. In diretta l'inviata della RAI Emma Fermé. E il sostegno degli Stati Uniti all'Ucraina oggi al volto della speaker della Camera Nancy Pelosi su queste strade. Questa mattina presto con il presidente Zelensky in conferenza stampa ha detto: l'America è con l'Ucraina, non ci possiamo piegare a un bullo, e la lotta di Kiev è la lotta per la libertà di tutti. Peraltro poche ore prima la violazione dello spazio aereo svedese e danese da parte di un aereo di ricognizione russo. La Danimarca lo ha denunciato oggi, la Svezia ieri. Il governo danese ha detto l'aereo è passato sull'isola di Bornholm nel Baltico per poi dirigersi verso la Svezia, ha convocato l'ambasciatore russo. Ma sentiamo le parole di Nancy Pelosi e poi linea a voi. Do not be bullied by bullies. Mai farsi bullizzare da un bullo. Se vieni minacciato non puoi ritirarti, bisogna battersi. Non puoi farti sconfiggere da un bullo. Siamo venuti qui per ripetere: l'America sta con l'Ucraina, resterà al suo fianco fino alla vittoria, rimarremo al fianco degli alleati NATO. Ci spostiamo ad Odessa, sono ore di tensione alla vigilia dell'anniversario della strage alla casa dei sindacati 8 anni fa. E allora torniamo con l'inviato Enrico Bona.